Chiude a Padova il ciclo di eventi Sidex, The Bright Side of Export, un percorso gratuito in 7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, che ha l'obiettivo di accompagnare gli imprenditori del territorio alla ripresa, soprattutto in questo periodo complesso contrassegnato dalla pandemia. L'iniziativa rientra negli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della regione del Veneto. L'obiettivo primario è proprio quello di creare le condizioni affinché i nostri imprenditori siano il più possibile informati. Sottolineo la parola informati prima ancora che formati, in quanto è essenziale che le informazioni che i nostri imprenditori riescono ad ottenere siano assolutamente veritiere e non sottoposte ai fakes ai quali purtroppo sono abituati. Il progetto di approccio all'export è stato organizzato in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto, per mettersi al fianco del sistema imprenditoriale veneto nell'approccio ai mercati internazionali, attraverso indicazioni pratiche e riferimenti utili. Per ogni tappa è previsto un incontro in presenza all'interno di una delle sale di commercio della provincia ospitante, con la possibilità per il pubblico di partner esteri di collegarsi anche da remoto. Nella tappa padovana il focus si è concentrato sull'interscambio commerciale con l'Iran, con un'attenzione particolare agli elementi rilevanti ai fini doganali, il dual use e l'embargo. Il tema della disciplina doganale è un tema centrale nelle operazioni con l'estero, soprattutto verso paesi extra UE. Se contiamo che oggi le imprese vendono nel mondo, non considerare gli aspetti doganali quali strategici può portare anche a situazioni di insuccesso. Ed ecco, credo che lo scopo anche di questo percorso è quello di sensibilizzare le imprese e portare a una maggiore conoscenza di quelle che sono le problematiche doganali. Padova in particolare si è collegata con l'ufficio di Bruxelles per Venice Promex e l'Help Desk in Iran.